Nel territorio agrigentino c'è una presenza organizzata sia di Cosa Nostra che della Stidda, che possono contare su un sistema di relazioni internazionali. C'è un tessuto sociale debole. Siamo qui per dire che lo Stato c'è. Lo ha detto il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, che con gli altri componenti della Commissione ha incontrato ieri a Favara i vertici istituzionali e gli amministratori della provincia di Agrigento. La Commissione ha incontrato in mattinata il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, i vertici provinciali delle forze dell'ordine, quindi il procuratore capo della Repubblica del Tribunale di Agrigento, Salvatore Vella, e quello di Sciacca, Roberta Buzzolani. Ci ha colpito sapere che nella provincia di Agrigento non esiste un'associazione anti-racket, ha evidenziato Cracolici. Le denunce su estorsioni e usura sono scarsissime e le poche attività anti-racket presenti provengono sostanzialmente da associazioni di Palermo e nazionali. Intanto è emerso che esiste una presenza organizzata sia della mafia che della Stidda in questo territorio, con un sistema di relazioni internazionali. Esiste un'attività di contrasto sia sul terreno patrimoniale, sia alcune operazioni che hanno riguardato alcune famiglie e alcuni mandamenti specifici della provincia di Agrigento. Ci viene segnalato ciò che ci è stato segnalato anche in altre province siciliane, un utilizzo e un aumento del traffico di stupefacenti. C'è una scarsissima attività di denuncia sia sul terreno estorsivo sia sul terreno dell'usura. Mi ha colpito sapere che nella provincia di Agrigento non esiste un'associazione anti-racket e le attività delle associazioni anti-racket sono sostanzialmente quelle che vengono da Palermo o di rilievo nazionale. C'è una bassa attività della società civile più o meno organizzata, che costituisce il punto più preoccupante anche della capacità reattiva di questo territorio alle bande criminali, ma anche alla cultura dell'antimafia, quindi su questo c'è da lavorare. È stato un momento di confronto interessante. Noi abbiamo delineato per grandi linee ovviamente quella che è un po' la situazione della provincia, con le sue luci che pure ci sono e purtroppo anche molte ombre. È noto che la provincia di Agrigento è una provincia caratterizzata ancora, nonostante tanti successi delle forze dell'ordine e della magistratura in operazioni anche recenti che hanno visto anche molti arresti, nonostante tutto questo continua a essere una provincia il cui tessuto sociale è fortemente condizionato dalla presenza di organizzazioni criminali. Ma non è solo questo il tema è quello anche, è stato anche un po' dibattuto e posto in evidenza il tema che comunque anche la stessa criminalità organizzata si è affinata molto con strumenti ben più raffinati rispetto al passato e anche un po' quel tema a me tanto caro che è quello di tante volte anche di una cultura, di una società civile e di una comunità piuttosto indolente e poco incline anche a reagire di fronte a certi fenomeni che, non nascondiamocelo, turbano, minano anche le fondamenta di uno sviluppo economico che tarda infatti a venire. Nel pomeriggio l'audizione generale con i sindaci della provincia di Agrigento alla presenza del prefetto. I primi cittadini sono stati ascoltati dalla Commissione su questioni relative alla presenza della criminalità mafiosa nel territorio, ma anche sulle questioni relative alla stessa gestione dei comuni. Credo che qui
ci vorrebbe un grande patto sociale tra istituzioni, cittadini ed enti intermedi, in nome di quel bene comune e di quella sicurezza partecipata che non è un miraggio, ha detto il prefetto Cocciufa. Abbiamo gli strumenti per attuarle, ma ci vuole la volontà di tutti. Sentiamo ancora il prefetto. Penso che qui ci vorrebbe veramente un grande patto sociale tra istituzioni, cittadini, enti intermedi, una volta tanto in nome di quel bene comune, di quella sicurezza partecipata che non è un miraggio, è qualcosa di cui abbiamo gli strumenti, ma ci vuole veramente la volontà di perseguirlo. Quando io parlo di patti per la sicurezza o di protocollo per il controllo del vicinato, una cosa che ho fortemente voluto nel comune di Agrigento, ma che poi si deve realizzare con la collaborazione di tutti, perché questo significa che tutti devono essere messi nelle condizioni di fare qualcosa. Ecco, lo Stato c'è, lo Stato è presente con un grande lavoro di squadra. Io non posso che ringraziare, come faccio sempre, le forze dell'ordine per il lavoro straordinario che fanno, però è anche vero che denunce sono pochissime. Denunce anche delle cose più, più banali. Ricordiamoci le risse in pieno centro storico, filmate con i telefonini, e le denunce e le segnalazioni sono arrivate molto dopo, salvo poi a dire io non so, io non sapevo e quindi non ho visto bene. Allora ci vorrebbe un grande, io dico, un sussulto di orgoglio che dovrebbe essere posto in essere dalle 43 amministrazioni locali. La Regione ovviamente dovrebbe fare la sua parte, lo Stato ci invitate a nozze, scusate questa espressione, pensare di realizzare una cosa del genere è veramente un obiettivo a cui tutti dovremmo lavorare, ma mi riferisco chiaramente anche ai cosiddetti enti intermedi, alle forze sociali sia datoriali che sindacali, perché ogni purtroppo ambito culturale, sociale, economico di questo territorio purtroppo presenta delle fortissime criticità tali che lo Stato non può vincerlo solo con la repressione. Se non c'è la prevenzione e la collaborazione, purtroppo rischia di essere una battaglia, io non dico persa, ma sicuramente una battaglia con risultati che sono sempre importanti e significativi, ma che certamente non tagliano alla radice certi fenomeni.